Trovati di nuovo in diretta, siamo in collegamento con Patrizia Benini, direttore dell'Istituto Oncologico Veneto. Patrizia, ancora buongiorno. Volevo farle questa domanda in chiusura, sempre un po' riportando tutte le informazioni che quotidianamente ci vengono chieste. Voi state facendo un lavoro anche per le persone che convivono con pazienti in trattamento che state vaccinando. Che cosa sarà riservato a loro? Che piano ha lo IOV? Allora, le persone che convivono con i pazienti oncologici, essendo lo IOV una struttura che non è azienda ULSS, quindi non ha la cittadinanza da assistere, tranne da pazienti oncologici, come dicevo, noi cosa facciamo? Raccogliamo da tutti i pazienti che sono vaccinati, quindi da queste categorie di pazienti, i nominativi dei conviventi, e li predisponiamo all'interno di un database mettendo il nome, il cognome, il telefono, la ULSS di appartenenza. Li dividiamo per categorie sopra gli 80 anni, tra i 65 e i 79 e sotto i 65 anni, e li abbiamo già inviati, quelli raccolti lo scorso weekend, alle singole ULSS che stanno provvedendo a chiamare questi conviventi in modo da vaccinarli nelle sedi vaccinali delle ULSS di residenza. Quindi sicuramente anche questo è un grande lavoro. Mi piace comunque sempre ricordare che lo IOV, oltre alla terapia, alla cura, è anche istituto di ricerca. Tra pochissimo si potrà scegliere a chi destinare il proprio 5 per 1000. In questi anni lo IOV è stato uno degli istituti a cui i veneti hanno destinato di più, quindi ecco, lanciamo ancora, dottoressa, questo messaggio, perché la ricerca è la vera cura, forse, no? Io ringrazio di questa domanda e di questa opportunità. La ricerca è ovvio, è non solo la prospettiva attuale, ma è la prospettiva futura. Lo IOV ha questo come compito fondamentale perché è un istituto di ricerca, un istituto scientifico, quindi produce ricerca e fa sperimentazione. Con il 5 per 1000 ovviamente noi possiamo mettere in campo e aumentare quella che è la nostra attuale attività di ricerca, che permette poi di traslare sui pazienti già tutta una serie di procedure, di farmaci, di attività che possono poi diventare patrimonio di tutti nel momento in cui si vede che l'efficacia è positiva. Quindi noi ovviamente ringraziamo tutta la cittadinanza, la popolazione che fino ad oggi ci ha sempre supportato, perché questa è, credo, anche un compito etico, non solo dei professionisti, ma di tutti, di fare in modo che il futuro sia migliore per tutti. Assolutamente, insomma, ci tenevamo anche a parlare di questo e a spingere su questo anche noi. Grazie per essersi collegata oggi e averci, insomma, raccontato un po' come sta lavorando lo IOV in questo periodo così difficile per tutti. Buon lavoro, dottoressa, a lei e a tutta la sua squadra. Vi ringrazio, grazie a tutti e un saluto ai cittadini. Patrizia Benini, direttrice dell'Istituto Oncologico Veneto. Allora, tra pochissimo ci collegheremo invece